Ciao, sono Valentina della Fattoria Didattica La Piccola Campagna. Oggi prepariamo insieme delle coloratissime uova che sono perfette per la giornata di Pasquetta. Abbiamo bisogno di uova bianche, acqua di cottura di verdure o spezie, aceto, calzine spaiate, sono sicura che ne abbiamo tantissime a casa, cartone e spillini per creare il supporto per far asciugare le nostre uova. E poi foglioline di qualsiasi forma per creare lo stencil. Tagliamo a metà il calzino e mettiamo al suo interno la foglia che ci servirà per fare lo stencil. Mettiamo dentro l'uovo sodo, chiudiamo il calzino e lo leghiamo stretto stretto con uno spago. Oggi abbiamo deciso di fare le uova di color blu, per cui abbiamo utilizzato l'acqua di cottura del cavolo cappuccio rosso, al quale abbiamo aggiunto un po' di bicarbonato e andiamo a depositare l'uovo dentro nel vaso. Lo immergiamo nell'acqua di cottura per almeno 12 ore. Dopo 12 ore di infusione il nostro uovo sarà pronto, colorato e lo metteremo ad asciugare. Il nostro supporto per l'asciugatura l'abbiamo realizzato con il cartone di recupero e degli spillini. Abbiamo realizzato queste uova con colori e decorazioni differenti. Sbizzarritevi con la fantasia e buona Pasqua a tutti! Natura sì.